Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo Brescia in tavola, grazie, siete davvero in tanti a seguirci. La ricetta di oggi è... bocconcini di pollo agli agrumi. Hai capito, il pollo... Insomma, adesso una roba tutta se complicata invece. Queste mescolanze di sapori. No. Ingredienti: Vai. 3 petti di pollo circa, insomma se ne possono aggiungere, vabbè, insomma fate Bravo. voi poi le proporzioni. Un'arancia, un limone, olio extravergine di oliva, farina bianca e prezzemolo fresco tritato oppure surgelato se si fa in inverno. sì, insomma. Va bene, va bene. Allora, abbiamo godetta al nostro polastri Oh. e il taglion be a cubetti. Poverino, il Oh, pollastrello. posso cercare, fare un lobet. Lobet, sembra cosa le lobet? Ma che bontà! Ma che bontà! Allora, famigliola allegra, qui c'è una parola, Federica, obet. Cos'è secondo lei, signora Francesca, sto obet? Obet avrà a che fare con obitorio? Hai capito la figliola che però se si applica con obitorio? Quindi funerale. Beh, l'obet... Funerale? Potrebbe essere funerale. Funerale? oddio, che ne so, se lo dite voi, per noi tra centinaia e centinaia. Cos'è sto obet? Che può essere uno strumento musicale. Che fai tu? Ok. Che stai facendo tu? Su Instagram in diretta, va bene. Sta facendo una storia in diretta su Instagram. Vai. Dobbiamo fare qualcosa. Intanto vado avanti a chiedere a lui. Obet. Ci dai dei consigli magari? Lui ci dà dei consigli? Speriamo di no. Su follower. Suoi followers? Ho capito, ma non possiamo stare tutto il pomeriggio qua con... Ah, cosa devo chiedere ai miei follower? Obet, che è sto Obet? Cos'è Obet? Per chiedere ai follower ci vuole tempo però. Ma che fai? Ma dai, vuoi fare per me? Ma Signor, che roba lasciali che lei è un fare. selfie come che i suoi, Ma lascia no? sta sul giovani questi, ma ne sanno usare ste cose, ma lascia perdere questa gente giovane che sei te, che conquista. slambrò, Ma lascia ai perdere, vai, domanti. attaccati alla Capi che macchina. roba che lei lo beh? Sì, vai alla macchina da cucire. Sì, è il funerale, Obet. Buongiorno. Niente, una volta che Sì. ho fatto Obet al polastri, fu un passante al nostro bello farino. Prima però alla farina, il nostro farino, ghiremmitti la scorso del limone e la scorso dell'arancio e ghiremmescia bene. Quindi, polastri, tagliato ok, fu un passare, mo che lo le disastro, e fu un passare nel nostro farino con gli agrumi e il pedersen, dismente come se mi il pedersen che gadabu. Io metto una padella con un gusini d'olio e fu un rosolado tutte le bande. Piano piano, sempre a fiamma bello bassino, se no si brucia. Sfumonco è il nostro succo degli agrumi, limone e arancia. Una volta che si è sigaggi, il nostro polastri è pronto. Hai capito, buonissimo. A proposito, a Sì. piacere sapere Sì. anche, aggiungo anche a fretti, Sì. se abbiamo un po' di granella di scorso di limone o Certo, arancia. per esaltare il sapore degli agrumi. Bravo! Hai capito, buonissima, brava, grazie. Tu non prepararla, lasciala fare alla Trattoria Villa Gloria anche questa ricetta. Trattoria Villa Gloria, troverete questa ricetta, tante altre, un'accoglienza informale, familiare, bellissima, con delle sorprese, insomma, andateci, un ambiente, vi troverete benissimo alla Trattoria Villa Gloria. Sì. E se vorrete trovarvi bene ancora da noi, ci verrete a trovare la prossima volta, sempre qui su Teletutto. Grazie, ciao! Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.